Cari telespettatori, ben ritornati con noi. Parliamo di tanti temi importanti e inizieremo con il discorso relativo alle case di riposo, un tema delicatissimo ma di estrema urgenza per quel che riguarda la regione del Veneto. Proseguiremo con la grande manifestazione di protesta che è in corso invece a Roma. Lo facciamo FNP CISL, qui con noi in studio Vanna Giantin, segretaria generale, grazie di essere qui con noi. Grazie. Quindi pensionati della CISL, e io direi di incominciare. Dopo parliamo anche della manifestazione, delle ragioni, l'abbiamo già detto, ma è bene sottolinearlo perché non sono cose di poco conto. Ma iniziare da un'altra urgenza, lo diciamo anche prima fuori onda, un'emergenza, quella delle IPAB, che sarebbero le case di riposo. Alla luce anche delle mail che ci scrivono i nostri telespettatori, delle domande che ci hanno fatto, io vi invito naturalmente a mandarci mail, segnalare tutto, ma soprattutto a fare il numero 041 533 0819, che è la sede FNP dei pensionati della CISL, per avere tutte le delucidazioni e le informazioni del caso. Loro vi possono seguire benissimo, potete parlare e raccontare tutto. Detto questo, qual è la questione delle IPAB? Allora, e dell'invecchiamento, quindi, perché c'è l'invecchiamento e la non autosufficienza. Allora, in Veneto la questione delle IPAB riguarda la mancata riforma da parte della Regione Veneto. C'è una legge del 2000 che prevedeva la riforma delle IPAB, che dovevano diventare società di assistenza per gli anziani. Questa riforma non è mai stata fatta, la Regione ce l'ha promessa più volte, sono stati fatti 15 disegni di legge che poi non sono andati in porto. 15? 15. In 18 anni 15 non sono andati in porto. Oggi abbiamo un'altra ipotesi aperta che però non si consolida e abbiamo ripreso il 28, l'altro ieri, il presidio davanti alla sede della Regione Veneto, Palazzo Ferrofini, perché ovviamente non riusciamo ad avere risposte. Ogni volta ci viene detto che le commissioni stanno lavorando, che sì, entro il 2019 un pezzo di riforma, non tutta, ci potrà essere, però non sappiamo né i contenuti né le modalità. Quindi questo presidio qua aveva una sua importanza, perché insomma si pensava che ci fosse un incontro. Non solo aveva un'importanza, ma noi abbiamo garantito che fino a che non abbiamo una risposta, tutte le volte che si riunisce il Consiglio generale e il Consiglio regionale, noi faremo un presidio davanti alla sede della Regione Veneto. Perché cosa sta succedendo nel contempo? Che in assenza della riforma, con la proliferazione delle case di riposo private, stiamo assistendo a cose che ci preoccupano molto. Riorganizzazioni del lavoro che mettono gli anziani in condizione di non avere neanche una figura di riferimento, abbassamento dei costi a carico dei lavoratori che lavorano dentro a queste case di riposo e soprattutto non c'è garanzia della tutela delle cure che vengono somministrate agli anziani. Quindi si parla di qualità del servizio che viene a mancare. Sì, e questo se noi teniamo conto che abbiamo una popolazione che invecchia sempre di più e che ovviamente le famiglie che molto spesso non sono in grado di assistere l'anziano, questo della funzionalità e del controllo sulle case di riposo diventa uno degli elementi essenziali per un invecchiamento dignitoso della nostra società. Ecco, c'è stata, la domanda l'avevo già posta in passato, però c'è stata posta da più telespettatori, quindi io la rigiro tale quale. Ma perché? Che differenza c'è tra le case di riposo pubbliche e private? Tanti si informano oppure hanno già fatto richiesta, a parte i tempi d'attesa per entrare in alcune strutture. Le case di riposo pubbliche, quelle che abbiamo adesso, sono ovviamente gestite da personale pubblico con contratto pubblico. Noi stiamo chiedendo che a questo personale venga applicato il contratto della sanità, mentre il paradosso adesso hanno il contratto degli enti locali e soprattutto hanno una diciamo così, forma di assistenza degli anziani controllata dal pubblico. Nelle case di riposo private invece la gestione è sostanzialmente lasciata a società che hanno ovviamente il loro margine di guadagno e che viene gestita o con personale a cui si applica un contratto scaduto da 12 anni e non rinnovato, o da società che rischiano di fare contratti addirittura al ribasso di quelli nazionali per pagare meno, o se va in porto
gli appalti al massimo ribasso, rischiamo Disastro. di avere praticamente il massimo ribasso sulla pelle degli anziani. A livello di tariffe che devono pagare le famiglie, più alto il pubblico, il privato, c'è differenza? Diciamo che oggi abbiamo questa situazione, la regione laddove dà gli affidamenti paga solo la cosiddetta quota sanitaria, che sono all'incirca 450 euro al mese. La cosiddetta quota alberghiera è a carico delle famiglie o a carico dell'ente locale se le famiglie non sono in grado di sostenere. Abbiamo quote sul privato che vanno da 1.800-1.900 euro al mese a 2.500-2.600 euro al mese. Tantissimo. Perché molte di queste case si presentano come l'albergo di lusso. Se noi andiamo nelle hall vediamo praticamente l'albergo di lusso. Poi magari l'assistenza è pessima, però le quote si alzano. Questa è una cosa abbastanza preoccupante. Esatto. Tornando a questo discorso, 18 anni che tutto è fermo, nel resto d'Italia però non è così. No, nel resto d'Italia hanno fatto, ogni regione ha fatto la propria riforma, molte delle IPAB sono state trasformate in società pubbliche di assistenza agli anziani e ovviamente hanno regimi controllati in maniera diversificata dalla Lombardia, dall'Emilia Romagna, però c'è un controllo pubblico e una distribuzione pubblica. Ecco, pare incredibile che non si voglia attuare questo controllo pubblico, quando in realtà forse dei vantaggi per il pubblico potrebbero esserci. Allora, questa sensazione che non si voglia metterci le mani ce l'abbiamo anche noi, anche perché nel presidio dell'altro ieri avevamo richiesto di essere ricevuti, ci hanno detto di sì, dopodiché abbiamo assistito a un palleggiamento tra assessore, funzionari eccetera, alla fine non ci hanno ricevuto ma non abbiamo avuto neanche risposta. È per questo che le due azioni che stiamo facendo adesso è da un lato di informare la popolazione, abbiamo distribuito volantini nei mercati, abbiamo fatto richieste ai sindaci e stiamo dando la massima informazione all'esterno, proprio perché questa cosa non resti dentro alle sale chiuse della Regione Veneto. Dall'altro noi continueremo a presidiare la sede della Regione Veneto finché qualcuno non ci dà una risposta. Sapendo anche che siccome l'anno prossimo, ai primi dell'anno, ci saranno le votazioni per il rinnovo del Consiglio regionale, ovviamente ricordiamo al Consiglio regionale che questa partita, se non viene in qualche maniera conclusa, la faremo come oggetto di informazione per le prossime elezioni. È intanto un'arma da utilizzare. Io vorrei tornare sulla slide precedente, chiedo alla regia di rimetterla in onda, perché ci sono dei numeri che possono appunto far capire quali sono le differenze, anche numeriche, tra l'ambito pubblico e il privato nei vari territori della provincia. Vediamo l'US 2 Marca Trevigiana, le pubbliche sono 22, le private 50. Per esempio un numero eclatante. Sì, i numeri l'US Scaligera 25-57. Allora, i numeri dimostrano chiaramente quello che è successo in attesa di una riforma, proprio perché quelle pubbliche non hanno avuto né espansione né ovviamente organizzazioni diverse, questo ha lasciato lo spazio al proliferare di quelle private. Il proliferare di quelle private, assistevamo un paio di settimane fa a una società francese che si proponeva di creare delle case di riposo a 50 euro al giorno, fuori da qualsiasi contesto. Cosa significa questo? Che questi arrivano, comprano uno stabile, si piazzano, quando si sono piazzati comincia il balletto dell'innalzamento delle tariffe, perché se non c'è un controllo pubblico ognuno può fare quello che vuole. Quindi potrebbe capitare che un anziano entra in una struttura ad una tariffa e questa gli può aumentare in corso d'opera. Certo, questo avviene sistematicamente perché è avvenuto sistematicamente dal 2000 a oggi, perché ovviamente chi gestisce le case di riposo private hanno la giustificazione che la Regione non aumenta la quota a suo carico. Tenendo bloccata la quota a carico della Regione, tutti gli aumenti, tutte le riorganizzazioni si scaricano sulla cosiddetta quota alberghiera che è a carico
sostanzialmente delle famiglie. Però c'è stato un problema, soprattutto negli anni passati è diventato era un baratro, che tante case di riposo si erano svuotate e quindi quando tu tiri troppo la corda, se una persona non ha soldi non può accedere, quindi tanti anziani erano rimasti anche da soli a Noi non casa. abbiamo assistito a fenomeni di svuotamento delle case di riposo. È vero che c'è stato un periodo dove il tentativo delle famiglie era quello di mantenere l'anziano in casa, però poi i problemi sono andati in un'altra direzione. Ma la cosa preoccupa anche perché noi assistiamo ogni tanto alla televisione allo scandaletto della casa di riposo che maltratta gli anziani. Adesso propongo le telecamere all'interno. Esatto, e quelle sono case di riposo praticamente improvvisate da privati che ovviamente fanno la tariffa un po' più bassa, però poi non c'è il controllo notturno, non c'è l'assistenza dovuta e vediamo anche i maltrattamenti che sono la cosa più oscena. Qualcosa peggiore. Ecco, per renderci conto di quello che stiamo parlando, chiedo appunto la slide, la prima, che non abbiamo visto bene, che è il rapporto Osserva Salute 2017, del numero delle trend degli anziani non autosufficienti e le previsioni a 10 anni. Eccolo qua. Noi adesso... Questo è allarmante, cioè, fa piacere sotto un certo profilo, allarma sotto un altro. Allora, nel 2017 in Veneto avevamo circa 200.000 anziani. La prospettiva è che nel 2028 ne avremo 500.000. Ora, se noi riusciamo a avere tutta una serie di politiche, di assistenze, di leggi per un invecchiamento attivo, può anche essere che molti di queste persone praticamente non diventino non autosufficienti. Però il trend, quello che ci dice l'Osservatorio Salute, è che nel 2028, quindi sostanzialmente tra 9 anni che passano in una corsa, avremo 500.000 in Veneto anziani non autosufficienti da far assistere o comunque da assistere. È per questo che stiamo insistendo molto su questa riforma. In questa riforma ci potrebbe essere anche spazio per una maggiore assistenza familiare, per qualcosa che consenta una via di mezzo magari per chi può permettersi. La riforma andrebbe inserita sulla riforma sanitaria, che prevede anche tutta una serie di strutture sul territorio per l'assistenza domiciliare, per ovviamente l'aiuto alle famiglie, eccetera. Però le due cose devono essere contemperate con i necessari finanziamenti. Perché se poi si scrivono sulla carta, ma noi siamo passati da servono soldi sostanzialmente. Noi siamo passati da una riforma sanitaria che prevedeva una distribuzione sul territorio di 1000 cose che non si sono realizzate, basti pensare agli ospedali di comunità, a una riforma ex novo che ha la temporaneità 2019-2023, che però non ha previsto nessun finanziamento aggiuntivo. Allora, se si vogliono fare molte cose a costo zero, probabilmente si scrivono sulla carta e non si fanno. Infatti questo è un altro dato di fatto oggettivo. Allora, prima di passare all'altro grande tema di estrema attualità proprio in questo momento in atto, volevo vedere anche, rimarcare il discorso della concorrenza del pubblico-privato con l'ultima slide della serie, per far capire l'importanza anche di questo problema. E anche un'altra cosa volevo chiedere, perché ci sono aree territoriali dove è più marcata il numero del privato rispetto al pubblico e aree dove questo è meno? Cioè, per esempio, prima vedevamo USA 6 Padovana 21-27, quindi poco la differenza, 27 private, 21 pubbliche, però dentro bisogna tener conto che c'erano anche i centri diurni. Esatto, quindi questo bisogna quelli di assistenza diurna. Esatto. Qui in questa cosa qui invece vediamo un'altra cosa. Un'altra questione. Ecco, perché questa differenza e poi analizziamo questa slide. Allora, la differenza nasce dal passato perché in molte zone della nostra, diciamo così, regione esistevano delle iniziative locali che erano considerate come centri di assistenza, magari molte vengono dal contesto religioso, laddove c'erano sostanzialmente conventi, eccetera, e poi sono diventate strutture pubbliche.
Lo sviluppo invece delle strutture private in modo eccessivo è nato laddove nel contesto territoriale non c'erano iniziative del passato, cioè non c'erano una realtà del passato. Perfetto. Centri diurni. Centri diurni possono essere una cosa positiva, però siamo sull'anziano che può essere spostato da casa, che può essere praticamente mantenuto nella famiglia di notte, nei giorni festivi, eccetera, quindi può essere un aiuto, ma non è un aiuto, diciamo così, per le persone non autosufficienti totali, perché molte di queste spesso non sono neanche spostabili da casa. Quindi diciamo sono un aiuto, un supporto nelle situazioni dove l'anziano è movibile in qualche maniera. Domanda, quindi rispondiamo a chi ci ha scritto, portare la persona in questi centri diurni, si chiamano appunto centri diurni e sono presenti in genere nei comuni, quindi basta informarsi. Avviene lo spostamento ad opera del cittadino privato, della famiglia che deve prendersi la briga, o sono strutturati degli accompagnamenti? Di solito per questi spostamenti operano le cosiddette, diciamo così, società di volontariato. E quindi è una qualcosa che non è regolamentato dalla Regione. Ne abbiamo molte in Veneto che funzionano anche bene e che spesso hanno accordi con il comune proprio per il trasporto degli anziani, non solo per i centri diurni ma anche per andare a fare, non so, gli esami, le visite mediche in ospedale, eccetera, laddove la famiglia non è in grado di supportarla. Ma dove la famiglia è in grado di supportare, questa è a carico della famiglia. Comunque non farà parte della riforma questo discorso qui? No, al momento rientra, no. Non rientra, c'è già qualcosa di ben più importante. Esatto. Seconda parte importantissima e comunque rientra tutto nel grande calderone di una situazione di non soddisfazione, la protesta, la manifestazione grossa che siete riusciti a organizzare che è in atto a Roma, insomma. Diciamo che questa è l'ennesima manifestazione dopo aver fatto quella con CGIL, CISL e UIL il 9 di febbraio, dopo aver fatto le manifestazioni in Veneto, a Vicenza e a Padova con le grandi assemblee. Oggi è una manifestazione organizzata solo dai pensionati per rimarcare quali sono sostanzialmente le problematiche che riguardano specificatamente i pensionati. Perché in quella generale con CGIL, CISL e UIL i pensionati si sono, diciamo così, inseriti anche a sostegno delle problematiche dei giovani, del lavoro, eccetera. Con questa invece vogliamo rimarcare quali sono, abbiamo detto, le problematiche specifiche che i pensionati in questo momento stanno vivendo. Questa questione, questa manifestazione, chiamiamola così, pacifica, di protesta, eccetera, prevede anche un incontro, un confronto con il governo, un'apertura anche di audizione, oppure tutto... Tanto è una protesta e poi si deve vedere che cosa gli passi successivi. Avete già organizzato un iter di procedura? Noi nei manifesti abbiamo scritto che abbiamo 16 milioni di motivi perché il governo ci ascolti. Diciamo che fino adesso il governo non ci ha ascoltato. Tant'è vero che la prima operazione che ha fatto è stato rimettersi le mani nelle tasche attraverso la riduzione della rivalutazione delle pensioni, fatta senza assolutamente chiedere nulla, ma neanche aprire un confronto con il sindacato, annullando quello che era stato l'accordo del 2016, che prevedeva che dal 1° gennaio 2019 ci doveva essere la rivalutazione piena, ma non solo, ha cambiato anche il meccanismo di rivalutazione. Quindi dalla rivalutazione per fasce siamo passati alla rivalutazione totale sull'intera pensione. Ovviamente ci sono state le trattenute. Eccolo qua, stiamo vedendo. Esatto, vediamo che per esempio una pensione netta di 1.600 euro perde 4,67 euro al mese per 13 mensilità nel 2019, che diventano 10,74
per 13 mensilità nel 2020 e diventano 20,52 per 13 mensilità nel 2022. Questo significa che in 3 anni quella pensione di 1.600 euro, che è già una pensione al limite per vivere decentemente, perde 467 euro. Ma poi negli anni successivi, ammesso che non ci facciano un altro prelievo, continueranno a perdere 267 euro al mese, all'anno. Ah, per ogni anno successivo? Certo, per ogni anno successivo, perché non è che alla fine del triennio vengono ricalcolate, quindi rimane sostanzialmente la perdita per tutti gli anni che il soggetto continuerà a vivere. Ammesso e concesso che rimangano solo quelli, perché qui ormai ci hanno abituato che ogni governo quando va in cerca di soldi prende i pensionati come un bancomat e corregge l'importo delle pensioni. Se poi teniamo conto che le pensioni non sono rivalutate rispetto al costo della vita, abbiamo 2 fenomeni: si impoveriscono nella capacità d'acquisto e viene praticamente ridotta la pensione che il pensionato prende. La cosa più vergognosa, secondo me, è che avendo pagato nei primi 3 mesi dell'anno, gennaio, febbraio e marzo, la rivalutazione intera, come era prevista dall'accordo del 2016, a aprile hanno ritoccato al ribasso le pensioni e adesso, lunedì 3 giugno, giorno di pagamento delle pensioni, preleveranno dalle pensioni l'importo dei 3 mesi erogati in anticipo a gennaio, febbraio e marzo. Di questo i pensionati non hanno avuto nessuna comunicazione. Quindi che notizia che si apprende, che di cui sì, quindi i pensionati che oggi stanno manifestando in piazza sanno che lunedì, quando vanno a riscuotere la pensione, la troveranno alleggerita dell'importo di perequazione maggiorato pagato a gennaio, febbraio e marzo. Molti però dei pensionati che sono a casa, soprattutto quelli più anziani, questa cosa non la sanno perché l'INPS non ha mandato nessuna comunicazione ai pensionati per dire guardate che vi preleviamo questi soldi. Cosa succede dopo? Che noi avremo le telefonate e la fila agli sportelli che ci dicono mi hanno abbassato la pensione. Perché? Esatto, per quale ragione lì sarà anche tra virgolette divertente. Sì, tra l'altro, questa, ecco, dateci retta, questa è diciamo 16 milioni di buoni motivi. Accolgo l'occasione perché rimarca il tema della giornata odierna, è importante per dire, vediamo lo spot, chiamiamo così il momento di proclamazione di questa manifestazione, vediamolo insieme. E chissà che non vi diano retta. Intanto i punti, 4 temi della giornata odierna, ricordiamoli. Uno l'abbiamo spiegato, le pensioni, la rivalutazione richiedeva anche un po' di attenzione. Secondo, riforma fiscale, pensionati più tartassati d'Europa. Anche qui c'è una slide che dimostra come i pensionati italiani paghino molte più tasse di tutti i loro colleghi d'Europa.
non so se siamo in grado di mandare la slide. Sì, sì, adesso vediamo che la trovano. Gli altri Eccola due qua. temi ovviamente sono una sanità pubblica, perché più invecchiamo più abbiamo bisogno di assistenza sanitaria, e sono una legge seria e finanziata sulla non autosufficienza, proprio per tutte le motivazioni che dicevamo prima parlando di IPAB. L'invecchiamento porta alla necessità di avere una legge di copertura della non autosufficienza. Queste qua invece era quello che dicevamo prima, Vediamo le slide e vediamo che i pensionati in Italia, qui abbiamo preso riferimento a una pensione media di 20.000 euro lordi. Gli italiani pagano il 20,5%, in Spagna si paga il 19%, ma in Francia il 7,3%. In Francia il 7,3%, in Germania l'8,3%, in Olanda l'8,4% e nel Regno Unito l'8,7%. Cosa significa? Che dalle nostre pensioni viene prelevata una consistente quota di denaro che viene girata allo Stato come ritorno fiscale. Quindi ci tassano più degli altri, non ci danno la rivalutazione e addirittura a ogni emergenza del paese prelevano dai pensionati perché sono un numero sicuro. Perfetto, ultimissima slide per far capire i numeri dei pensionati per classi di reddito, così vi rendete conto di che cosa stiamo parlando allo stato attuale, con numeri che sono, tra l'altro, abbiamo visto un trend in continua crescita anche nei 10 anni. Quindi la vediamo proprio l'ultima: pensionati veneti, ecco qua, per fasce di reddito mensile lordo, classe di reddito fino a 2.500 euro, 730.456, cioè sono i i 730.000 sono quelli che praticamente sono protetti perché hanno le pensioni fino alle 3 volte il trattamento minimo, e sono quelli che hanno avuto la rivalutazione praticamente intera. Tutti gli altri sono quelli che hanno avuto la rivalutazione ridotta, sul quale adesso si va a prelevare anche i 3 mesi che sono stati anticipati, ma se vediamo l'esempio che facevamo prima sulla pensione netta di 1.600 euro, interessa comunque circa 400.000 persone. Il costo di questo prelievo che lo Stato ci ha definito a vari, allora nei 3 anni a livello nazionale viene prelevato dai pensionati 3 miliardi e mezzo. Se parliamo di Veneto, viene prelevato dai pensionati del Veneto 50.000 euro, che non sono pochi. Assolutamente. Io la ringrazio, siamo in chiusura. Ricordiamo ancora il diritto alla salute, altro diritto rimarcato, quindi un servizio sanitario efficiente, deve essere adeguatamente finanziato con i LEA, i livelli essenziali di assistenza, devono essere garantiti in tutto il Paese. Abolire i ticket e poi una legge per l'invecchiamento attivo che preveda anche degli interventi concreti, importanti. Detto questo, buon lavoro, perché ne avrete, vi aggiorneremo come sempre. Grazie segretaria di essere stati qui con noi, grazie alla collaborazione del sindacato dei pensionati della CISL, FNP CISL del Veneto, e naturalmente a voi di aver partecipato. Il numero telefonico ve l'ho ricordato, chiamate per avere tutte le informazioni, lo trovate sempre in sovrimpressione, e poi naturalmente potete anche scriverci e dopo noi le domande le gireremo ai nostri esperti. Grazie.